Buonasera, le principali notizie. A Palermo intimidazione, il sindaco di Vicari Crisantemi e Lumini davanti all'abitazione di Antonio Miceli che non si arrende, dice quanto mi è successo dopo la decisione del sequestro di un bene alla mafia. Travolta e uccisa mentre camminava sulla statale 114 ad Acicastello nel Catanese, la vittima è una donna di 63 anni alla guida dell'auto, un 25enne di ritorno da una festa. Nel giorno delle visite ai defunti a Catania, migliaia affollano il cimitero dove sono stati ultimati alcuni degli interventi di riqualificazione. A Palermo l'Ars approva la giunta alla finanziaria 2026 della Regione Siciliana, fra i nuovi interventi anche il bonus facciate e un contributo per le imprese che assumono. A Catania apre le porte ai senza fissa dimora un nuovo centro di accoglienza, 30 i posti per gli uomini e donne con la possibilità di accogliere anche i loro animali. Calcio, il Catania pareggia a Caserta, finisce 2-2 con i padroni di casa che beffano i rossazzurri in pieno recupero. Toscano vede il bicchiere mezzo pieno e pensa ad andare avanti. Domani trasferta per Trapani e Siracusa. Buonasera, eccoci dunque, intimidazioni al sindaco di Vicari, siamo nel Palermitano, Crisantemi e Lumini davanti alle abitazioni di Antonio Miceli che dice di non volersi arrendere dopo la decisione del sequestro di un bene confiscato alla mafia. E arriva anche la solidarietà dei sindaci siciliani e della politica. Sentiamo Marco Gullà. Un mazzo di crisantemi e dei lumini. Il sindaco di Vicari, Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili urbani di Rocca Palumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato proprio davanti la porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumini. I carabinieri stanno indagando, mi dispiace per la comunità che rappresento, ma non arretro di 1 millimetro dalle mie posizioni e dal mio pensiero contro la mafia, peraltro esternate nell'ultimo consiglio comunale avvenuto il 29 ottobre. Ha detto appunto il sindaco di Vicari. Nell'ultimo consiglio, tra le questioni all'ordine del giorno, c'era un bene sequestrato a Cosa Nostra. Non ho al momento alcuna certezza, ha spiegato Miceli, ma quanto mi è successo potrebbe essere ricondotto alle pesanti dichiarazioni espresse appunto in consiglio comunale. Solidarietà al sindaco da parte della CISE e della CGIL, oltre che da associazioni e anche altri sindaci del territorio. L'auspicio, scrivono, è che si faccia piena luce prima possibile sul movente e sugli autori di questo ignobile gesto. C'è stato uno schianto mortale nelle prime ore del mattino sulla statale 114 ad Acicastello in provincia di Catania. La vittima è una donna di 63 anni che camminava a piedi per strada. Luca Ciliberti. Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 ad Acicastello in provincia di Catania. Una donna di 63 anni è stata investita da un'auto, una Peugeot 208, sulla strada statale 114 Orientale Sicola, quasi all'ingresso del paese, guidata da un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Acicastello e i soccorritori del 118. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per prestare subito i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, sembra sia deceduta subito dopo lo schianto. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che la vittima, conosciuta dagli abitanti della zona, uscisse ogni mattina all'alba, spesso anche in pantofole, per andare a comprare le sigarette nella vicina rivendita di tabacchi, camminando sul ciglio della strada. Non è ancora chiaro se la donna stesse attraversando nel punto dove è stata investita. Il giovane invece stava percorrendo la nazionale di ritorno da una festa di Halloween in direzione Cireale. Non è escluso che all'origine dell'incidente ci fosse l'alta velocità. I carabinieri stanno verificando se sull'asfalto sono presenti segni di frenata, l'auto è stata sequestrata e sono stati disposti gli accertamenti sul 25enne per escludere l'abuso di alcol o droghe. La strada statale 114 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Questi giorni delle visite ai defunti e nel cimitero di Catania in migliaia appunto sono stati, dove sono stati anche ultimati alcuni degli interventi di riqualificazione. Sentiamo Tonino De Mana.
È un afflusso ordinato in un cimitero ordinato. Come da tradizione i catanesi stanno facendo visita al caro estinto per 1 o 2 giorni in cui si prevede una presenza di oltre 50.000 persone, anche se è un flusso continuo di visitatori già da giovedì. Viabilità all'osservata speciale nel perimetro di via Aquicella con il parcheggio del Divino Amore preso d'assalto già dal mattino. Balza subito agli occhi il numero di autobus che fanno la spola all'interno del cimitero e soprattutto la pulizia, specie nell'area che vedete un tempo ridotto in una giungla dove era quasi impossibile farsi largo tra le lapidi. Scorre l'acqua nei bagni finalmente accessibili e puliti e nelle fontanelle, frutto anche di importanti interventi strutturali alla rete idrica. Naturalmente l'estensione del cimitero e i ritardi accumulati nel passato richiedono tempo, ma le lamentele e la critica costruttiva, tante volte anche noi abbiamo documentato scene di degrado, servono per migliorare. Da qui il siparietto che vi proponiamo tra un visitatore e l'assessore al cimitero Petralia. Io mi chiedo perché il servizio che viene fatto nelle festività dedicate ai defunti mostra un cimitero funzionale, e io che frequento il cimitero ogni settimana insieme a mia sorella per venire a visitare i miei cari non trovo lo stesso servizio tutto l'anno. Noi innanzitutto andiamo a recepire con grande attenzione e con piacere le segnalazioni dei cittadini, che sono sempre costruttive. Logicamente arrivare al risultato di oggi sembra semplice ma non lo è, c'è stato un lavoro lungo, non nell'ultima settimana, sarebbe stato impossibile, ma un lavoro lungo di mesi e mesi. Tutto si conclude con una stretta di mano, intanto sono in calo i furti di fiori. Magari che di plastica si buttavano, ora no. E sta per essere consegnata la nuova camera mortuaria. E ricordo all'inizio della nostra amministrazione un video di segnalazione da parte di un cittadino dove c'era quello scempio. Oggi sorge il nuovo deposito che è stato completamente ristrutturato con dei fondi comunali. E domani si replica, forse per la giornata più movimentata, quella domenicale per la commemorazione dei defunti. Ed è un tempo instabile per questo weekend di Ognissanti in Sicilia. Ci sono stati gli allagamenti di ieri, sapete, a Palermo. Oggi si è risvegliata con il sole, comunque resta l'allerta gialla in altre fasce dell'isola. Sentiamo Marco Gullà. Ieri piogge e temporali, oggi il meteo sembra decisamente più clemente, soprattutto a Palermo. Il capoluogo siciliano si è risvegliato con il sole per il ponte di Ognissanti, ma non tutta la Sicilia per questo weekend di festa godrà del bel tempo. In alcune zone dell'isola, come nel Ragusano e Siracusano, si alterneranno piogge e rovesci. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per la Sicilia orientale e settentrionale, in particolare per le province di Siracusa, Catania e Messina. Domani la giornata si preannuncia tendenzialmente più stabile e asciutta, salvo ancora un marginale rischio di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sui settori interni a ridosso dei comprensori montuosi centro-orientali. Nonostante il tempo variabile, molti sono i turisti che hanno deciso di trascorrere questo ponte vacanziero in Sicilia. Da Palermo a Catania, ma anche a Agrigento e Siracusa, una vacanza mordi e fuggi per molti, ma che comunque ravviva il turismo nell'isola in un periodo di bassa stagione. Una vacanza che intreccia cultura e gastronomia con i dolci tipici del periodo a deliziare i palati di tanti turisti. E c'è ovviamente chi resterà in Sicilia anche per qualche giorno della prossima settimana. Federalberghi manifesta soddisfazione per i numeri delle prenotazioni. L'obiettivo adesso è quello di rendere la Sicilia appetibile anche per i mesi invernali, avviando il percorso di destagionalizzazione. A Catania Fondo Romeo è diventata una maxi discarica, rende problematico anche il passaggio delle auto e pensare che è una strada che conduce al cimitero, ma l'alternativa non è delle migliori. Tonino De Mana. Si riduce sempre più la strada qui a Fondo Romeo, trasformata in un'autentica discarica abusiva. Come potete vedere c'è di tutto, dai pneumatici ai mobili, agli scarti edili e all'Eternit. Eppure questa è una delle strade che conduce al cimitero monumentale di via Aquicella. Chi ha cercato strade alternative per raggiungere il cimitero di Catania sarà ancora lì ad imprecare. Il pensiero ricorrente è: chi me lo ha fatto fare? Ed eccole le problematiche manovre degli automobilisti in via Calliope, siamo a Fondo Romeo, per una strada sempre più stretta dove gli incivili trovano il modo di sbarazzarsi di ogni cosa. Quasi impossibile transitare, eppure in zona sono presenti numerose telecamere sulla cui utilità poniamo numerosi dubbi. Umore nero per quanti hanno avuto la felice idea, si fa per dire, di percorrere la strada pattumiera. Quanto è difficile percorrere questa strada? Guardi, è la prima volta che la percorro, quindi non le saprei dire. In questo momento vedo tutta questa spazzatura
e direi che È la prima volta e forse anche l'ultima. spero di sì. Qua non si può camminare completamente. Di solito quest'estate non la faccio quasi mai perché so che in queste condizioni fa schifo. Ma ci vuole veramente una preghiera per passare da qua? Sì, è vero, spero di farcela fino alla fine. Approvata, siamo alla politica, dalla Giunta regionale di governo la legge di stabilità 2026 della regione siciliana. Fra i nuovi interventi anche un bonus facciate in salsa siciliana e anche incentivi per l'occupazione. Mario Viola. Torna il bonus edilizio ma in salsa siciliana. Con l'approvazione della legge di stabilità da parte della Giunta rinasce anche un provvedimento teso a sostenere il settore attraverso bonus facciate ed energetici. La norma stanzia 15 milioni per ciascun anno del triennio dal 2026 al 2028 da destinarsi alle persone fisiche e ai condomini che realizzino interventi di consolidamento strutturale, riqualificazione energetica delle facciate, interventi di efficientamento energetico degli immobili e per l'autoconsumo da fonti rinnovabili. La misura prevede contributi pari al 50% delle spese sostenute. È l'ultima novità inserita in una finanziaria che vale 1 miliardo e 200 milioni di euro, nella quale la parte del leone la fanno le misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, che valgono complessivamente 220 milioni di euro. Fra questi 20 milioni saranno utilizzati per la misura chiamata City Working, ovvero un contributo a fondo perduto del valore di 30.000 euro per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, consentendo al lavoratore di operare a distanza dal territorio siciliano. Sono poi previsti contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende Super ZES, confermati per i comuni 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari, 115 per investimenti, altri 108 andranno alle ex province. Confermate anche le risorse per il personale esterno della regione e per gli ex precari stabilizzati. Sempre a Catania, questa sera aprirà un centro per i senza fissa dimora che hanno anche animali con loro. Si potrà accedere senza documenti ma a una previa identificazione delle istituzioni competenti. Ve lo mostriamo in anteprima con Emanuela Corsi. 2 ampie aree dedicate a uomini e donne, con 18 posti letto per i primi e 12 per le seconde, bagni, lavanderie e un soggiorno per cenare e fare colazione. Da questa sera a Catania, in via Stazzone, nel quartiere di Cibali, sarà in funzione un altro spazio, un centro nato per offrire accoglienza notturna, sostegno e dignità a chi è senza dimora e condivide la propria vita con animali di affezione, spesso esclusi da questi percorsi di ospitalità. Saranno previste delle cucce e degli spazi dedicati anche agli animali di affezione, nella misura in cui avremo richieste di accoglienza di persone che si accompagnano al proprio animale. Gli ospiti riceveranno pasti, servizi docce e lavanderia, ma anche assistenza sanitaria e veterinaria di base, distribuzione di kit di prima accoglienza e vestiario. A Catania sono circa 200 i senza tetto. Adesso c'è anche una cosiddetta marginalità relativa, persone che magari hanno perso il lavoro, sono entrate in crisi, hanno perso il legame familiare, hanno divorziato e in questo caso si agisce in regime di prevenzione. L'iniziativa è finanziata nell'ambito del programma operativo nazionale Metro Plus ed è promossa dal Comune di Catania con il coordinamento congiunto della Direzione Politiche Comunitarie e Servizi Sociali. Abbiamo preso e deliberato qualche settimana fa l'acquisizione di un'ulteriore struttura che è quella in via Cefalì e che successivamente la adibiremo ad albergo sociale. Questo amplierà chiaramente le postazioni nella nostra amministrazione proprio per dare un segnale di inclusione maggiore. Una breve pausa, poi scopriremo 3 dei tesori restaurati dall'Arcidiocesi di Catania. Presentati nel Salone dei Vescovi a Catania 3 interventi di restauro completati che hanno riguardato il crocifisso della cappella della cattedrale, la chiesa di Sant'Agata al Borgo e il Salone Sant'Agata del Palazzo Arcivescovile. Restituire bellezza, custodire memoria, il titolo della giornata di studi. Orazio Longo. Restaurare per rimettere in luce sono le parole dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, in occasione della giornata di studi sui restauri del patrimonio arcidiocesano che si è svolta presso il Salone dei Vescovi. Restituire bellezza, custodire memoria, un evento organizzato dall'arcidiocesi in collaborazione con l'università, con l'obiettivo di rivolgersi ai giovani che si affacciano al mondo dello studio e del lavoro nel campo della tutela monumentale per affiancare il sapere teorico alla dimensione pratica. Non basta aver restaurato, bisogna spiegare e mettere in luce quanto di bello noi abbiamo.
e oggi in modo particolare il crocifisso di Sant'Agata della nostra cattedrale, la facciata e il campanile di Sant'Agata al Borgo e poi il salone di Sant'Agata. Proprio nel salone di rappresentanza del Palazzo Arcivescovile sono emerse iscrizioni parietali e tracce di un decoro risalenti all'inizio del XIX secolo di una certa importanza storica, sottolinea il professor Tancredi Bella. In occasione del passaggio a Catania e presso la curia di qualche plenipotenziario diplomatico inglese o borbonico deve aver offerto l'opportunità di un momento talmente celebrativo da necessitare questa sorta di ostentazione dell'adesione della curia catanese al programma politico filo-borbonico e filo-inglese. Le iscrizioni sono state volutamente lasciate a vista da parte dell'arcivescovo e della curia. Durante la giornata si è sottolineato il tema della cosiddetta terza missione dei dipartimenti universitari, auspicando una ancora più accresciuta collaborazione in futuro. A Scicli, nel Ragusano, la memoria dei defunti passa anche dalla tavola con l'Armi Santi, il pane votivo che le famiglie modellano a mano e donano come gesto d'amore e protezione da parte dei propri cari scomparsi. Veronica Barbarino. Fede, storia e cucina popolare si intrecciano per commemorare le anime dei santi e dei defunti. A Scicli ogni anno la tradizione si rinnova con l'Armi Santi. Sono piccoli pani votivi che simboleggiano un cuore dentro un abbraccio, realizzato a mano dalle famiglie e donati come segno di protezione e affetto da parte dei cari scomparsi. L'Armi Santi è il pane tipico a pasta dura di Scicli che si regala ai bambini tra la notte dell'1 e il 2 novembre, fatto con acqua, semola rimacinata e lievito madre e un pizzico di sale. Si preparava già alla fine di ottobre con il grano macinato a maggio e si cominciava a regalare sia ai bambini ma anche alle famiglie più bisognose e alle vedove. Un rito che richiama l'idea di un legame che non si spezza, di una presenza che continua nel quotidiano attraverso un gesto semplice, quello del pane. Si lavora energicamente per 10-15 minuti, si fa riposare per 2 ore, dopodiché si staglia e si fanno le classiche forme a cuore. Questo pane ricorda un abbraccio. Tra devozione e folklore, l'Armi Santi non è soltanto un pane, ma un ponte con i defunti e un patrimonio immateriale di antichità. Breve pausa e poi la pagina del calcio. Il Catania che ha pareggiato a Caserta e domani invece in trasferta saranno impegnate Siracusa e Trapani. Il Catania pareggia in casa della Casertana. I rossazzurri dominano nel primo tempo e nella ripresa tornano in vantaggio, ma 2 gravi ingenuità costano i 3 punti. Finisce 2-2. Sentiamo Marco Carli. Il pareggio di Caserta racconta tanto di un Catania che nel primo tempo è dominante, ma che si morde le mani. Sono 2 episodi, 2 errori a cambiare il corso della partita. Sul 2-1 per i rossazzurri la palla del possibile 3-1 scorre via e subito dopo arriva il fallo di reazione di Gherardi su Heinz. Rossazzurri in 10. Nel recupero d'ausilio, proprio colui che col suo cross stava consentendo al Catania di chiudere definitivamente l'incontro, diventa l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Per rinviare colpisce Casarotto. Rigore 2-2 di Liotti al 98esimo e amaro in bocca. Toscano, il Catania in testa in attesa della partita della Salernitana, vede il bicchiere mezzo pieno. Resettiamo anche questa come le 2 vittorie che abbiamo fatto in casa e pensiamo già alla prossima perché devi solo guardare avanti e preparare l'altra partita. I rossazzurri mettono sotto i campani nel primo tempo fino al bellissimo gol di Di Tacchio che stappa la partita. Poi 5 minuti di reazione della Casertana che portano al pari di Proia. Nel secondo tempo, più equilibrato e spezzettato, ecco la perla di Donnarumma dopo il bell'assist di Caturano che sembra indirizzare definitivamente l'incontro prima dei 2 episodi raccontati. Per il primo, Gherardi si scusa. Al club, al mister, ai miei compagni, ai tifosi. Mi sono fatto prendere dalla foga, è stato un momento di ingenuità. La squadra, dopo un defaticante oggi in Campania, tornerà ad allenarsi martedì. Saranno valutate le condizioni di Aloi, mentre in vista della squalifica di Gherardi si spera di avere Pieraccini. Per lui potrebbe essere stato semplice affaticamento. Impegni in trasferta domani pomeriggio per le altre siciliane di Serie C. Il Trapani giocherà a Crotone, il Siracusa a Giuliano. Sergio Colosi.
Trapani e Siracusa tra continuità, panchine e futuro. La prima che andrà in campo a Crotone è la formazione granata. Due squadre che vogliono scendere dall'altalena dei risultati. È il tema dominante della sfida dell'Ezio-Scida. Il Trapani, 7 punti in 5 gare e l'eliminazione dalla Coppa Italia, alterna buone prestazioni a periodi meno felici. Percorso simile per il Crotone. 2 vittorie e altrettanti KO negli ultimi 4 turni di campionato. Il tecnico Aroni che è sotto esame da qualche settimana. A Crotone in linea di massima ha confermato l'11 che ha battuto l'audace Cerignola al provinciale. Il capitano Benedetti sconta la seconda giornata di squalifica. A sinistra gioca l'ex Giron, domenica scorsa tra i migliori. Panchine protagoniste anche nella sfida salvezza in Campania tra Giugliano e Siracusa, che chiudono la classifica divise da appena 3 punti. Nel Giugliano è il giorno dell'esordio di Ezio Capuano, quest'anno terzo tecnico sulla scomoda panchina giallo-blu. Ben più salda invece quella di Marco Turati, che cerca conferme, identità e qualità dopo l'ottima prova contro il Casarano. Stessa formazione azzurra dell'ultima gara, sia nel modulo che negli interpreti. Puzzone ancora infortunato. Prima di chiudere una notizia dell'ANSA, nuovi voli e 47 milioni per il rilancio dell'aeroporto di Comiso. Con l'avvio della continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso si garantirà finalmente ai cittadini della Sicilia sud-orientale il diritto alla mobilità con tariffe certe e collegamenti costanti verso Roma e Milano, così il Presidente della Regione Schifani. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buona serata.